Allora, Marino Masiero, torniamo a noi, parliamo di Chioggia. Può crescere ancora, può comunque approfittare, anche io vedrei la stagionalità ampliata, perché poi bisogna cercare sempre queste città, dare degli sviluppi, dei respiri maggiori, una stagione anche nei periodi in cui le temperature non sono alte, però sfruttando delle risorse naturali che esistono o incentivandole, insomma ci sono delle possibilità. Poi parleremo anche della pesca, però intanto vediamo dal punto di vista turistico per come è collocata. Ma la città si presta sicuramente ad essere offerta a un pubblico europeo nella bassa stagione, quella che da noi è considerata la bassa stagione per la maggior parte dell'Europa del Nord. Esatto, è alta stagione. Che la nostra alta stagione per loro è intollerabile, insomma, spieghiamolo chiaramente. Esattamente, esatto. Per chi sta in Europa, in Norvegia, piuttosto che in Scandinavia, venire in Italia e fare un giro in bicicletta d'inverno significa andare, come per noi, andare alle Canarie a prendere il sole, insomma, d'inverno, tanto per fare un esempio. Quindi la città si presta moltissimo, la città e l'interlagunare a come dire, essere un punto di riferimento importante per questo tipo di attività, che sono attività normalmente di turismo lento, che sono le attività che interessano anche a noi. Perché no, ma adesso si sta sviluppando, caspita, la bicicletta è un qualcosa... La bicicletta, la canoa, il cavallo, insomma, sono attività ludico-turistiche importanti, perché abbiamo degli esempi virtuosi vicino a noi, la Dobbiaco Linz, questa pista ciclabile, insomma, italo-austriaca, fa 5.000 presenze al giorno in giugno. Cioè noi abbiamo 5.000 persone che prendono la bicicletta, pagano dei soldi per avere un servizio di, come dire, usufruizione, che poi alla fine si tratta di mettere in piedi un network di facile realizzazione, e quindi portano e spendono sul territorio importanti somme e fanno girare il territorio nel migliore modo possibile di fare turismo, che non è il mordi e fuggi che facciamo a Venezia con carburanti, aerei, barconi, eccetera, eccetera. Cioè, gente che arriva, prende la bicicletta a noleggio, si fa 40 km al giorno, 30 km al giorno con la famiglia, spende sul territorio perché va a mangiare nei bed and breakfast piuttosto che nei ristorantini. Anche quelli meno noti, quindi dando un po', diciamo così, risorse anche risorse ad altri, a Chioggia, a tutto il sistema della microeconomia, che poi è quella microeconomia che interessa all'Italia, perché l'Italia non è mantenuta dalla grande industria, ma è mantenuta dalla piccola economia. Continuiamo a ripetercelo, però questa sembra una cosa che non penetra chi ci governa come idea. Ne approfitto di questa osservazione per dire che della pista ciclabile Chioggia-Jesolo ne parliamo da 6 anni. Ah, quindi non c'è una pista ciclabile? Non c'è una pista ciclabile e purtroppo devo dire che i dati di quello che non stiamo facendo, e per non stiamo facendo significa imprenditoria, funzionariato e classe politica, ci dicono che questa cosa non sa da fare. Ma perché? Perché siamo insensibili, perché nonostante il fatto che per questa cosa abbiamo fatto delle analisi che ci danno dei numeri importantissimi di occupati e di economia e di ricaduta generale sulla socialità, la classe politica si, come dire, fa bella di questo progetto, di questa idea, ma nella sostanza non fa nulla. Cioè, voglio dire, nel momento in cui io chiedo, e l'abbiamo fatto da Chioggia, alla regione, alla provincia e ai comuni di fare una sorta di tavolo di concertazione, nel giro di 6 mesi mettere in piedi 4 cose per far sì che questa cosa sia realizzata senza grandi costi e sincronizzata con tutti gli operatori del territorio, e questo non accade, vuol dire che siamo delle voci che gridano nel deserto. Certo, no, infatti. Questo è il dato purtroppo deludente del nostro sistema di non saper fare squadra. Quindi non ci sono possibilità, e sì che sarebbe anche un'importantissima azione promozionale per il territorio, proprio per l'Europa, visto che abbiamo bisogno anche di quei turisti. Gruppo Turismo Chioggia ha investito risorse importanti per fare i progetti. I progetti sono piaciuti a tutti, nella sostanza abbiamo fatto tavoli di concertazione a vari livelli e non se ne è tirato fuori nulla.
Vuol dire che non ci sono interessi di altro genere che vengono a essere toccati, per cui vantaggi altri non ne vedono. Non è neanche questo, perché questo sarebbe anche una giustificazione. Siccome andiamo a rompere le scatole a qualcuno, questa cosa non sa da fare. Non è così, è peggio. Non c'è la sensibilità per dire mettiamo in piedi qualche cosa. La nostra classe politica, e ripeto, insieme a questa mettiamo il funzionariato, non sono interessate bisogna sempre coinvolgere a muovere, ne sono parte integrante. A muovere il sedere perché questa cosa probabilmente impegna, dà fastidio, eccetera, eccetera. E allora dedichiamo le nostre energie a parlare con sostanzialmente nessuno. Allora vediamo, questa non è andata dritta. Attenzione, io non ho detto che stiamo lasciando, cioè, no, io dico che queste questioni assolutamente diventeranno il cavallo di battaglia di una parte dell'economia e della socialità del Veneto, quando sarà ora di confrontarci con chi ci viene a chiedere i voti. Assolutamente. Vabbè, no, non volevo fare una domanda politica, ma lasciamo stare. Andiamo invece sempre sull'economico e quindi vediamo anche il settore pesca. Il settore pesca è importantissimo, è stato importantissimo, però ne ha risentito, e lo sappiamo benissimo, dalle normative europee recepite che hanno apportato delle costrizioni che non vanno bene per il tipo di attività che si svolge nel territorio di Chioggia e limitrofi. Sì. Poi c'è chi ha lamentato, lo sappiamo benissimo, non voglio neanche affrontare l'argomento perché diventa pesante, che le costruzioni delle paratie del Mose, cioè tutte queste attività che sono state fatte, abbia cambiato le correnti, per cui la stessa possibilità di pescato sia cambiata all'interno della zona lagunare. Questo non lo so, non è di mia competenza, però ci sono state molte voci al riguardo. Vediamo un po' di capire cosa sta succedendo. Sono due questioni totalmente differenti. Diverse, sì. Allora, c'è un problema di sistema generale che non va bene in Italia sulla questione pesca. Abbiamo avuto delle imposizioni da parte dell'Europa sulla questione della larghezza delle maglie. Noi abbiamo una risorsa ittica di una certa dimensione, il nord Europa e il centro Europa invece diversa. Non siamo stati capaci a livello europeo di fare capire che il nostro mare è diverso dal loro. E questo evidentemente ha inciso molto nella piccola pesca e, come al solito, si va a penalizzare chi ha più bisogno, perché chi ha una piccola barca, fa la piccola pesca, ha più bisogno degli altri. Questo è pacifico. Detto questo, non è che chi ha la grande barca sta meglio. Chi ha la grande barca ha un problema di diminuzione della risorsa ittica. Anche perché abbiamo i giapponesi che sono in alto mare. Abbiamo avuto problemi di, come dire, io li chiamo predatori esteri, che hanno praticamente, per esempio, sulla questione del tonno, hanno chiuso l'Adriatico e per anni hanno imperversato tranquillamente, portandoci via tutti i tonni che arrivavano nel nord dell'Adriatico. E questa è anche una questione che però sembra essere provvisoriamente risolta, ma è una questione che andava gestita a livello centrale con delle menti lungimiranti e con delle visioni, come dire, generali su quello che potrebbe essere il bacino mediterraneo, che cosa vogliamo fare del Mediterraneo, non dell'Adriatico. Per quello che riguarda la questione, invece io vorrei fare specifica su Chioggia, vorrei fare un esempio virtuoso. Tutti conoscono i fasolari e le capelunghe. Bene, a Chioggia è partito da anni un consorzio che porto come esempio perché sarebbe da copiare per altri tipi di pesca, che fa sì che il prodotto che si pesca è già venduto sul mercato. Cioè c'è un consorzio che stabilisce giorno per giorno, in base alle richieste dei mercati, quanti fasolari pescare e quante capelunghe pescare. Capelunghe sarebbero quelle conosciute come cannolicchi. Particolarmente buone quelle che si pescano a Chioggia. Se lei assaggia un cannolicchio di Chioggia e uno di un'altra zona di pesca, sente la differenza. Quindi io invito il pubblico che ci guarda ad andare ad assaggiare i cannolicchi di Chioggia. Che dovrebbe essere stagione, no, se non sbaglio, perché settembre, ottobre. Sì, il cannolicchio si pesca un po' in tutte le stagioni, però chiaramente adesso è più buono. E quindi che si possa, come dire, rendere conto della bontà del nostro pescato. Ritorno sulla questione dell'organizzazione di questo consorzio, che è un'organizzazione bellissima e virtuosa. Questo tipo di programmazione
ci permette di avere 2 o 3 risultati importanti. Quello più importante è il mantenimento della risorsa ittica. Cioè, che non è così. Siccome nel mercato di domani andranno 10 tonnellate di fasolare, io pesco, io do ordine, e quindi un rispetto anche dell'ambiente. organizzazione del consorzio, do ordine a 20 barche di uscire e di portare a casa mezza tonnellata di fasolare a barca. Questo mi permette di non andare a pescare tutto quello che trovo e di portarlo in un mercato che poi dovrebbe essere così, che non lo recepisce, che non lo valorizza. Quindi lasciamo in acqua tutti i fasolari che non vengono venduti, che non sono richiesti. La seconda questione importantissima è che ho un prezzo, ho un valore di quello che ho pescato medio-alto. Cioè se il mercato riceve 100 quintali al giorno di pescato, quei 100 quintali sono già stabilizzati come prezzo. Siccome non ne arriveranno 110, 120, 150, certo, 200, il valore è quello e quello viene assegnato. E questo permette di avere un'economia importante di chi fa questo tipo di attività, di sussistenza. Chiudiamo, siamo proprio arrivati al termine. No, niente. Come si fa per questo tipo di pescato? Io credo per esempio, e non me ne voglia nessuno, so che azzardo, si potrebbe fare per il pesce azzurro. Oggi non è possibile che chi porta in banchina una cassetta di sardine venga pagato con 4 noci. Cassetta di sardine è il pesce più buono che abbiamo, tra l'altro. Assolutamente. No, ma poi c'è il problema che è una cosa semplicissima, banale, che forse non ci si rende conto. Se poi quel pesce viene venduto di fatto smerciato 4 giorni dopo perché resta lì, molte volte il consumatore non riesce più ad apprezzare quel prodotto e non lo compra più perché se lo mangia sempre, che è stantio, è un dato di fatto. Il pesce azzurro stantio è una costante delle nostre pescherie. Non ci si rende conto che lo allontani, se poi i bambini assimilano questo sapore che a loro non piace. Svalorizzi il pesce, svalorizzi chi ci opera. Esatto, e quindi l'allontani da quel prodotto, quello è il problema, per cui crei anche a un certo punto un non consumo di certe tipologie di prodotti esistenti, per cui ne parleremo ancora perché c'è tanto da dire, quindi avremo ancora ospite Marino Masero, lo ringraziamo di essere stato qui con noi, grazie a voi di averci seguito e naturalmente affronteremo ancora questi temi che sono molto molto importanti per le nostre economie, per il nostro territorio.